Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura la curva dei contagi che si è assestata, questa è la notizia anche più importante della giornata di oggi, trapelata dalla conferenza stampa che è stata tenuta dal Presidente della Regione Fedriga insieme al suo vice Riccardi, in cui si è parlato anche di controlli da lunedì su autobus e treni e anche di vaccini. Fedriga che oggi si è sottoposto anche alla terza dose. Sentiamo il servizio a cura di Andrea Pierini. La buona notizia è che la curva del contagio sembra essersi assestata, la cattiva che non ci saranno vaccini per la terza dose per tutti, almeno fino a gennaio, e saranno comunque garantite le categorie prioritarie e chi ha il Green Pass in scadenza. Il quadro della situazione pandemica in Friuli Venezia Giulia è stato fatto dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal Vice Riccardo Riccardi con i tecnici e in particolare il Dottor Fabio Barbone alla guida della Task Force che ha fatto il punto sui contagi. È presto per cantare vittoria, ma la curva sembra essersi assestata e quindi si allontana lo spettro della zona arancione. Grazie ai vaccini i decessi rispetto al 2020 sono calati di 2/3 e il contagio si è abbassato del 20% con il 50% in meno di ricoveri, la cui maggioranza, in proporzione alla popolazione, è quella dei non vaccinati. Dal 1 ottobre a oggi ci sono state 4.711 giornate di occupazione di posti letto, di cui 654 di terapia intensiva, che si sarebbero evitate con la profilassi. Il contagio, hanno poi spiegato Fedriga Riccardi, è legato alle manifestazioni, con il Presidente che ha specificato come evitarle sarebbe servito a poco in quanto si sarebbero tenute senza autorizzazione e quindi senza responsabili, e ai confini in particolare Austria e Slovenia. Sui controlli nel TPL al via da lunedì il Presidente ha confermato che saranno a campione, mentre l'auspicio è di indicazioni da parte del governo chiare su chi dovrà compiere 12 anni e tecnicamente non riuscirà a fare subito il vaccino, anche volendo, auspicando in un periodo di tolleranza. Sulle terze dosi, tra consegne e difficoltà oggettive, ci saranno ritardi a causa del boom di richieste di prime dosi, ma la copertura è assicurata anche dopo 5 o 6 mesi, mentre se chi ha la priorità non si prenoterà, si apriranno presto nuovi appuntamenti per gli altri. Si allontana la zona arancione, quindi è al via anche nel fine settimana dal 18 dicembre la profilasse per gli under 12. Vediamo. Quindi se noi oggi avessimo tutta la popolazione e la platea che si può vaccinare vaccinata, di fatto non vedremo nemmeno lontanamente la zona gialla, avremo una situazione molto più bassa. Devo dire però che il vaccino sta funzionando bene e quindi continuiamo a lavorare affinché la gente partecipi alla campagna vaccinale stessa, soprattutto chi ancora non si è vaccinato. Ha detto che questo decreto è stato molto positivo. Lunga vita a Draghi? No, ma sono contento. Io, come sapete, quando c'è stato modo di criticare il governo nelle cose concrete non mi sono risparmiato. Ma devo dire che su questo decreto c'è stato un grande ascolto da parte del Presidente del Consiglio, che ringrazio, perché c'è stata una collaborazione istituzionale tra regioni e governo. Quindi Draghi penso che abbia dimostrato che l'ascolto e l'azione, che dopo il governo ha avuto il coraggio di mettere in campo, sono misure efficaci e riescono a tenere insieme il Paese e a dare risposte efficaci ai nostri cittadini. A breve partirà anche la vaccinazione per i ragazzi under 12. Ma è evidente che noi vogliamo che il Burlo abbia un ruolo centrale in questa, con le collaborazioni delle altre aziende, un ruolo centrale in questa operazione perché parliamo di bambini. Prevediamo nel fine settimana successivo alla consegna di organizzare 2 o 3 punti vaccinali per cercare di capire. Intanto cominciamo a capire quale sarà la domanda. Sappiamo che ci sono 68.000 bambini che possono prenotarsi, vedremo che tipo di effetto produrrà e sulla base di quelle cose ci organizzeremo meglio. L'unica cosa chiara è che noi non possiamo pensare di prendere i bambini e portarli a vaccinare negli hub insieme a tutte le altre categorie. Dobbiamo cercare di costruire delle soluzioni dedicate. I casi di oggi sono 829 su oltre 20.000 tamponi, test rapidi e molecolari, 5 i decessi, tra cui un 90enne di Roveredo in Piano, 83enne di Resia e 3 uomini di 79-76 anni e ancora 76 anni, sempre di Trieste. 17 i casi tra gli ospiti delle residenze per anziani e sono risultati positivi anche 12 operatori. E oggi è stata anche la giornata di riapertura per alcuni hub vaccinali per far fronte alle numerose richieste delle terze dosi, anche di mini hub come quello a Palmanova, bruciate in pochi secondi, in poche ore le richieste per le prenotazioni, oggi le prime, con anche il primo cittadino in prima linea a fare da volontario. Sentiamo.
Mi hanno chiesto di aiutarli e io sono venuto volentieri perché penso che sia una cosa molto buona quella di accelerare sul piano delle vaccinazioni, specialmente sulle terze dosi che consentono l'uso del Super Green Pass. Credo che abbiamo esaurito le nostre 3 sedute che comprendono questi prossimi 3 sabati in un batter d'occhio, per cui credo che ci sia una risposta molto vivace da parte della popolazione che ci consentirà, speriamo, di mettersi in sicurezza per il futuro. Ottima organizzazione, perfetto. Da Sacile fino a È per fare Moderna. fare la terza dose. La terza dose. Quindi si sente Tutelata, proprio per convenzione, per la mia salute, la salute dei miei familiari e di tutte le altre persone. 4, 5, 6, basta che non mi facciano il tampone. Qual è l'aiuto che dà la protezione civile? Tanto, tanto perché si occupa di tante cose, va a ritirare i vaccini, fa l'aiuto sia in ospedale tutti i giorni, che qui adesso quando lo facciamo, quando sono entrata io, sono entrata col Covid, si portava da mangiare nelle famiglie, quindi non è che fa poco. Riapre oggi anche la stagione turistica, soprattutto per i vaccinati, visto che siamo in zona gialla e sono impianti aperti a Sellanevea, a Tarvisio, nella parte alta dell'Ussari, a Piancavallo e sullo Zoncolan. Come vedrete è stata inaugurata la prima seggiovia a 6 posti, dedicata al Giro d'Italia. Sentiamo l'intervista. Oggi abbiamo inaugurato questa importante seggiovia, la prima seggiovia a 6 posti in Friuli Venezia Giulia, un investimento importante di oltre 5,5 milioni di euro. Io dico i primi soldi investiti per questo importante polo, abbiamo messo a disposizione oltre 10 milioni e mezzo di euro per lo Zoncolan. Oltre alle strutture e agli impianti da sci servono anche le strutture ricettive. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia apriremo adesso un bando di oltre 14 milioni di euro con il Fondo Turismo al fine di stimolare appunto gli investitori, e devo dirvi che ci sono già diverse importanti soluzioni che ci sono state proposte che vengano a creare quei posti letto di qualità che tanto vengono richiesti. Abbiamo un'importante occasione, quella del piano nazionale. Qui la nostra regione candida tantissime progettualità, siamo in continuo raccordo con il governo centrale al fine di trovare le soluzioni giuste per finanziare le progettualità dei nostri borghi, dei nostri appunto poli montani, che sono delle chicche all'interno del panorama nazionale e che quindi avranno occasioni di investimenti infrastrutturali derivanti proprio dal piano. Ora la cronaca con la grave perdita a Fiumicello Villa Vicentina per la morte di una ragazzina di appena 14 anni. La ragazzina era molto conosciuta in paese per la sua passione per la pallavolo. I genitori, la notizia è di questo pomeriggio, sono distrutti dal dolore e hanno deciso di donare gli organi della loro piccola. Ovviamente grande cordoglio anche da parte del sindaco di Fiumicello Villa Vicentina. Operazione anti-bracconaggio da parte della sezione operativa reati in danno degli animali in collaborazione con il nucleo dei carabinieri di Venezia, Verona e Trieste e le associazioni CABS e LIPU. Operazione definita Delta del Po che ha riguardato anche la laguna di Grado dove è stato addirittura ucciso un esemplare di oca selvatica, specie protetta ai sensi della legge sulla caccia. L'operazione si è conclusa con il deferimento di 8 persone, sequestro di 8 fucili, 371 cartucce, 6 esemplari morti di avifauna e 2 richiami acustici a funzionamento elettromagnetico sequestrato. È stata accertata una considerevole attività venatoria in un luogo tutelato. Altra notizia di cronaca, Luca Dordolo torna in libertà nel pomeriggio di oggi. Il GIP di Milano ha revocato infatti la custodia cautelare all'ex consigliere comunale di Udine accusato di concorso in truffa. Il giudice per le indagini preliminari ha ascoltato le dichiarazioni del friulano e al termine del colloquio, friulano difeso dal legale Maurizio Conti, ha deciso di far uscire dal carcere di Treviso l'uomo che, secondo l'accusa, avrebbe commesso denaro illecito in criptovalute. E ora veniamo al bilancio dei carabinieri, dei pompieri di via Popone. Parliamo dei pompieri della provincia di Udine per la ricorrenza di Santa Barbara, prima per il nuovo comandante Basile. 5,2% l'aumento degli interventi, 8.000 complessivamente le uscite. Sentiamo.
Si è celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, e come vuole la tradizione questa è stata l'occasione per fare un bilancio sull'attività operativa dei pompieri. A Udine c'è stata una ristretta cerimonia con una limitata partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Dai dati emerge che dal 1 di novembre 2020 al 31 ottobre 2021 i pompieri del Comando Provinciale di Udine, assieme ai distaccamenti permanenti e volontari, hanno effettuato 7.942 interventi con un incremento del 5,2% in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Aumentano del 12,9% i soccorsi e salvataggi, del 17,4% gli incidenti stradali. Sensibile alla diminuzione degli interventi per allagamenti e dei dissesti statici, rispettivamente scesi del 41% e del 16,2%. Per quello che concerne l'attività delle varie sedi, più impegnati sono risultati i distaccamenti di San Daniele, Tolmezzo e Cividale, calo importante a Lignano, sensibile flessione per la centrale di via Popone, picco per il distaccamento da poco reso permanente di Latisana. È una realtà diversa rispetto a quelle precedenti e purtroppo ovviamente è stata determinante la situazione pandemica, come avete già detto prima, che ha coinvolto non solo la celebrazione a Santa Barbara, che è stata rigorosamente sobria, ma ovviamente anche l'attività di tutta la società e quindi anche di Vigili del Fuoco. Rispetto all'anno scorso, devo dire che è stato un numero notevole di interventi, come avete anticipato voi, e arriveremo alla fine dell'anno probabilmente a superare gli 8.000 interventi. Consegnate 20 borse di studio ai figli dei dipendenti della Danieli di Buttrio che si sono contraddistinti per merito nelle scuole superiori, negli ITS e all'università. Un esempio di eccellenza e di formazione volta al futuro. Sentiamo. Questo tipo di supporto verso gli studenti in generale è stato già fatto da anni, l'azienda ci crede perché la formazione sta alla base di quasi tutto e quindi ci crede. Comunque effettivamente è la prima volta che si fa verso l'interno, diciamo, direttamente verso l'interno. Perché questo? Ma evidentemente si vuole sempre creare un ambiente positivo dove si capisca che l'azienda considera non solo il genitore ma anche il futuro potenziale della stessa famiglia, diciamo. Siamo davanti a un plesso scolastico, dopo il nido, adesso anche le medie. Noi pensiamo di riuscire a formare delle persone adatte a questi tipi di ruoli, poi non è detto che uno debba per forza lavorare in Danieli, però l'assenza di tecnici in generale è un argomento molto importante sul quale dovremmo tutti cercare un pochino di indirizzarci a supporto, diciamo. Quanto è importante la formazione di questi tempi? Quanto è considerata anche dal sistema Italia? Ma insomma è importante, lo è sicuramente da sempre, forse qualche volta c'è una sottostima anche a supporto, diciamo così, di quello che è la scuola, no? Quindi la scuola stessa come istituzione, come spazi, come edifici, e ovviamente probabilmente un pochino che gli insegnanti, il merito è un qualcosa che non è esattamente presente continuamente, quindi questo non aiuta, diciamo, ecco, ad eccellere. Chiudiamo con lo sport, forse non tutti sanno, ma il primo trattato mondiale della scherma è stato scritto da Fiore dei Liberi, un maestro di scherma nativo di Premariacco. Oggi una giornata celebrativa proprio per ricordarlo nel suo paese alla presenza di campioni, anche attuali, e di futuri talenti. Sentiamo. Sindaco De Sabata, Premariacco possiamo dire oggi capitale della scherma, perché proprio questa disciplina? Al di là del fatto che sono molto emozionato perché rivedere i ragazzi attirare in palestra Premariacco mi fa enormemente piacere, era un sacco che non li vedevamo da noi, ovviamente noi non abbiamo una struttura idonea, oggi l'abbiamo fatto d'emergenza e quindi il mio desiderio nel mio mandato quantomeno sarebbe di riuscire a creare una palestra dove possono tornare i ragazzi a tirare perché è un gioco meraviglioso, uno sport meraviglioso, i ragazzi fanno un'attività fisica bellissima, è uno sport da gentiluomini e da gentildonne, meraviglioso. Io il mio augurio, il mio pensiero non poteva che essere questo, visto che noi a Premariacco abbiamo il papà della scherma, quello che ha scritto il dettato della scherma italiana e addirittura mondiale, che è Fiore dei Liberi. Ci sono tanti giovani che affrontano questo tipo di disciplina, una disciplina che ha portato tanti ori in Italia, tante gioie. Ci sono dei talenti anche in Friuli? Sì, la terra friulana ha portato spesso dei talenti, probabilmente è già un po' nel DNA. Lo si diceva già nella storia di Fiore dei Liberi, no? Che era maestro d'armi e insegnava appunto
l'arte della scherma nel Friuli, perché già era probabilmente nel sangue. Però sì, ci sono talenti stati nel passato, speriamo di averli, ci sono già adesso anche un buon vivaio nel Friuli. E questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, arrivederci.